Se in quel momento la pattuglia della polizia locale non fosse passata in zona per un controllo di routine, ora probabilmente racconteremo una storia diversa. Proprio gli agenti si sono accorti del fumo fuoriuscire da uno dei caravan di proprietà della famiglia Pevarello di Castelfranco Veneto, titolari della pista di pattinaggio sul ghiaccio di Albignasego. A passare in quel momento, in via San Giorgio a Carpanedo, anche il vice sindaco del paese, Gregory Bottin, che assieme agli agenti ha evitato la tragedia. Sono passato nelle vicinanze e ho visto che usciva questo vapore fumo insomma, da una di queste case mobili. E coincidenza anche che era di passaggio anche una nostra volante della polizia locale e quindi insieme abbiamo valutato insomma, il pericolo che stesse nascendo un incendio e abbiamo allertato subito i vigili del fuoco, grazie appunto alla polizia locale, e scesi dall'auto siamo andati a vedere se c'erano delle persone all'interno di qualche caravan, ecco, sì, appunto per mettere in salvo. 3 caravan e una roulotte andati completamente in fumo, lasciando la famiglia Pevarello senza più nulla. La prima notte, grazie anche alla disponibilità della parrocchia di San Tommaso, li abbiamo fatti dormire in un posto caldo e grazie con la nostra protezione civile, coordinata dal consigliere delegato Maran, e gli abbiamo fatti trovare insomma, delle brande con delle coperte, sacchi a pelo, ecco, quindi hanno alloggiato la prima notte lì e poi anche perché insomma, dovevano alloggiare 10-12 persone, tutti familiari, insomma anche con bimbi, e nel nostro hotel qui presente ad Albignasego, Hotel Colonna, che anche loro si sono resi disponibili. Non è mancata poi anche le persone del vicinato che hanno soccorso anche con, al di là che con alimenti caldi, anche con vestiario, perché poverini hanno perso tutto. Fondamentale l'intervento degli agenti. Proporrò insomma, in giunta al Consiglio Comunale anche di dare un encomio ai nostri due agenti della polizia locale, perché che con me veramente sono intervenuti e sono stati minuti veramente importanti, ecco, fondamentali, è stata fondamentale la loro presenza, in cui hanno allertato i vigili del fuoco e abbiamo cercato insomma di intervenire.